Adesso vi presento Alessio Morosi, fondatore di Veneto Stato, già consigliere regionale, avvocato difensore dei Serenissimi, autore della risoluzione 42 sul diritto alla autodeterminazione del popolo veneto. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti in questa serata un po' umida e fredda ad ascoltare le ragioni per le quali un partito come il nostro si è presentato un anno fa ai cittadini in modo tranquillo, quasi sottotono, ed oggi sta riscuotendo nelle piazze, in televisione, negli incontri pubblici una sempre maggiore attenzione. Come avete percepito da chi mi ha preceduto, stasera, e come avete potuto anche leggere dagli appunti, dai nostri dépliant, dalle nostre brevi illustrazioni, stasera non ascoltate la storia di un partito che rappresenta una parte piuttosto che l'altra di quello che è lo schieramento italiano. Noi siamo un partito trasversale, non siamo né di destra né di sinistra, non siamo contro qualcosa, quindi non siamo contro l'Italia, per esempio, e questo può stupire qualcuno. Vediamo se non si può alzare un po'. Ecco. Non siamo contro l'Italia, anzi, siamo qui per illustrare un progetto, una idea che sicuramente è rivoluzionaria, ma che noi convintamente vogliamo spiegare, vogliamo portare avanti, osservando dei principi che non sono in alcun modo valicabili. Il principio democratico, quindi del consenso, il principio della regola elettorale, cioè attraverso la consultazione dei cittadini con delle schede dentro le urne, e ovviamente nel modo che voi sapete, che è quello della non violenza, assolutamente la non violenza, nella trasparenza. Queste sono regole fondamentali alle quali noi ci ispiriamo. L'altra questione che ci caratterizza rispetto a tutti quelli che sono i partiti italiani sullo scenario è che noi, altrimenti vivremo una contraddizione in termini, non andiamo a Roma. Questo è il punto fermo, è il punto ineludibile. Sembra una battuta così di propaganda quella che noi facciamo, invece per noi è un punto essenziale. Chi si iscrive a Veneto Stato deve sapere che non troverà mai uno di noi, uno di Veneto Stato, che possa andare a Roma. Proprio non può, è incompatibile, altrimenti negheremmo nella sua essenza lo stesso nome, Veneto Stato. Cioè uno che rappresenta, che vuol guidare le istituzioni di uno Stato indipendente e sovrano, non si preoccupa nemmeno o non pensa nemmeno lontanamente di poter andare in un Parlamento che è di un altro Stato. Ma non per questo, nonostante l'ambizione e la rilevanza di quello che diciamo, noi dobbiamo parlare male dell'Italia. Io dico che turisticamente amo l'Italia, non c'è meglio della Sicilia, del sud, la amo, non c'è niente da dire. Però come dico che amo l'Italia turisticamente, altrettanto con fermezza, direi maggior fermezza, superiore convinzione e forti motivazioni, io dico che non sono disposto a concedere un pizzico, un minimo di gestione della sovranità del Veneto ad altro soggetto che non sia Veneto e che non sia di questo paese. Guardate che non è un atto di egoismo, già lo anticipo, è un atto di responsabilità e di solidarietà. E non sto cercando di arrampicarmi sugli specchi, ripeto, non è un atto di egoismo come qualcuno frettolosamente nelle trasmissioni delle TV pubbliche talvolta va replicando a qualche nostro interlocutore che è presente. È un atto al contrario di solidarietà, è un atto di esempio ed è anche oggi anche una necessità per salvarci noi, per essere un esempio virtuoso per quel che resta dell'Italia, per essere una speranza per l'Europa.
Dice, ma questo cosa sta dicendo? Sì, una speranza per l'Europa. Perché una delle ragioni per le quali oggi l'euro e l'Europa, le istituzioni tutte, sta fallendo è perché gli stati territoriali, quelli risorgimentali, l'Italia in testa, ma anche la Spagna, e poi ne parleremo con qualche esempio, ma anche il Belgio, ma anche tutti quanti gli stati risorgimentali non cederanno mai nulla, nessun elemento di sovranità all'Europa. E l'Europa diventa un moloch di burocrazia, diventa un soggetto che fa regolamentazioni sempre più di dettaglio, sempre più odiose, sempre più pressante, che fa crescere il suo apparato burocratico, ma non riesce a governare politicamente, istituzionalmente, il futuro dei popoli europei. Perché? Una delle ragioni, ovviamente non ho la pretesa di illustrare questo profilo del tema, ne faccio solo un accenno e quindi qualcuno di voi sarà insoddisfatto, ma poi ne ritorneremo. Una delle ragioni è che, per esempio, non c'è un Parlamento legiferante, c'è una moneta, l'euro, e vediamo com'è condizionata, che non ha nessun controllo politico o istituzionale a livello europeo. È un organo tecnico la Banca Centrale Europea, non c'è nessun soggetto che ha rappresentatività popolare, quindi che gestisce con delega sovrana del popolo un atto di controllo sulla moneta. E quindi non esiste al mondo, da quando c'è mondo organizzato con delle istituzioni, uno Stato che non abbia, oltre alla moneta, che non abbia anche un organo sovrano legittimato dal voto popolare, quindi un Parlamento che fa leggi, che non abbia una propria giustizia, che non abbia una propria definizione di quello che è, diciamo, l'apparato istituzionale. Quella dell'Europa non è uno Stato. L'Europa non è uno Stato. Si chiama Unione Europea, ma è un'unione povera di istituzioni, perché il Parlamento, ripeto, europeo non fa leggi, perché la Commissione europea non è un vero governo, perché non abbiamo rappresentanze all'estero unitarie. Abbiamo visto cosa è accaduto in occasione della guerra in Libia. I francesi sono partiti coi caccia prima che la stessa NATO dicesse che si doveva intervenire. La Germania ha detto: a me cosa interessa della Libia, arrangiatevi. L'Italia ha detto: finché Gheddafi aveva ancora buona salute, beh, non ho tempo di andarlo a salutare. Il giorno dopo ho detto: forse gli tiriamo una bombetta, ma aspetta, perché non si sa mai, sembra che gli insorti non siano organizzati. Questa è l'Europa oggi. Questa è l'Europa, ma addirittura l'Italia. Voi capite, insomma, che l'Europa non va da nessuna parte finché non la si investe di sovranità per quelle che sono le competenze superiori che ha bisogno di vedersi trasferite. E allora gli stati territoriali, come li chiamo io, quelli nati nel Risorgimento, mai trasferiranno parte della loro sovranità all'Europa. Lo vedete? Ma vi pare che la Ashton, che è la rappresentante della politica estera dell'Europa, quando va in giro per il mondo viene considerata come un ministro degli esteri dell'Europa? È considerata come un personaggio di quarta fila, privo di qualsiasi titolarità di parlare, cioè non rappresenta nulla sostanzialmente, non è investita di un potere rappresentativo vero, non è un ministro degli esteri. Tanto è vero che contano più i singoli ministri degli esteri di tutti i paesi europei. In sostanza l'Europa è destinata a crollare con l'euro e tutto perché non ha delle proprie istituzioni governanti e perché ciascuno degli stati se li tiene strette a proprio appannaggio. Quindi la situazione è molto complessa. È fallito un sistema in Italia, ma sta fallendo anche un sistema europeo, e molte delle ragioni che noi cerchiamo di esporre e di sviluppare per quello che riguarda l'Italia sono anche molte ragioni che riguardano evidentemente l'Europa. Allora ha senso, mi chiedo e richiedo, parlare di uno Stato veneto indipendente? E poi è possibile oggi nel 2011 raggiungere un obiettivo così ambizioso come quello dell'indipendenza del Veneto? Che cosa sta accadendo in altre parti del mondo? Ci sono altri popoli in Europa che ambiscono come i veneti ad avere l'indipendenza? Tutte queste domande, in parte, se leggete i giornali e seguite gli eventi della politica, siete in grado anche di rispondere. Allora io vado velocemente per quello che è l'aspetto del Veneto. Allora, il percorso legale è possibile
legalmente e secondo quali norme attuare un percorso che ci porta all'indipendenza di questo territorio e di questa popolazione. Guardate che quando andiamo in televisione, io l'ho subita a mie spese l'anno scorso, pochi giorni dopo, il 12 settembre, quando abbiamo costituito Veneto Stato. Ha detto Veneto Stato, Veneto Stato, ma va là, dai. E te senti Alice nel Paese delle Meraviglie. Io gli ho risposto a quel presentatore, dico, lei si ricrederà. E già oggi comincia, a distanza di un anno, a ricredersi. Perché dicevamo l'anno scorso che l'Italia stava fallendo e nessuno dice no, ma figurati, l'Italia alla fine c'è sempre modo di trovare una soluzione. E oggi quelli che dicevano con tanta prosopopea, con tanta sicurezza che tanto saremmo venuti fuori sono quelli che cominciano ad avere dei dubbi. E fra 6 mesi sarà ancora peggio di quello che è oggi, lo avete capito tutti. E allora uno Stato indipendente in questo momento, uno Stato veneto indipendente in questo momento, non solo è possibile per le ragioni che dirò sul piano giuridico, ma è una necessità, come diceva, con motivazioni e giudizi che sicuramente avete apprezzato, perché per la spontaneità ha detto è una cosa naturale parlare di indipendenza, e l'ha valutato dal punto di vista sociologico, dal punto di vista dell'osservatore privato, del cittadino, diciamo in senso lato, ed è naturale anche per il diritto parlare di indipendenza. Allora, una volta, fino a qualche decennio fa, il diritto all'autodeterminazione, quello che oggi si chiama diritto all'autodeterminazione, era un mero principio politico, era una enunciazione politica della quale si parlava a livello di Assemblea delle Nazioni Unite. Dal 1977 quello che era un principio politico è diventato un principio di diritto, quindi è stato codificato nella Carta delle Nazioni Unite all'articolo 1 secondo comma e all'articolo 55, laddove testualmente si dice che è un diritto di tutti i popoli che ne hanno i requisiti soggettivi, e poi magari spiegheremo, poi avremo anche un momento di domande, se volete andremo ad approfondire curiosità, di invocare ed esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. Allora, se è scritto nella Carta dell'ONU, noi veneti possiamo invocare questo diritto e soprattutto possiamo esercitarlo. E qua a ciascuno di voi verrà immediatamente all'orecchio, perché quest'anno poi ci hanno assordato, hanno scritto anche un libro recentemente, abbiamo avuto la incredibile festa dei 150 anni, che comunque per noi non sono né una festa né 150, ma comunque avrete sentito 1000 volte il Presidente della Repubblica, che tra l'altro è una brava persona, dal suo punto di vista sta facendo un lavoro corretto, dal suo punto di vista, dal mio e da tanti altri no, ve lo spiego. Parla di Italia, l'Italia è una indivisibile, la sacra formula d'Italia è una indivisibile, mamma mia, è una indivisibile. Andiamo a vedere che cosa vuol dire sto una indivisibile. Allora vuol dire che è intoccabile, vuol dire che è un dogma, che è una fede, che è una cosa che chi si azzarda solo a guardare in modo diverso è un soggetto che va punito, che va guardato con sospetto, è una persona dalla quale diffidare. Allora io vi dico solo 2 cose. Una è indivisibile, intanto di così perenne nella storia delle istituzioni dei popoli non c'è mai stato nulla, perché non ci sarebbe la storia. È una contraddizione in termini anche questa. La storia vuol dire evoluzione, è in se stessa indice di un cambiamento, se no saremmo ancora indietro, andati indietro. Quindi parlare di unità e indivisibilità è un'affermazione fuori dell'argomentazione storica e dell'argomentazione giuridica. Ogni tanto ricordo che quando è stato approvato e presentato lo Statuto Albertino nel 1848, il re disse: questa è una legge perenne e immodificabile, perpetua, scusate, e immodificabile. Beh, oggi avete lo Statuto Albertino? No. Evidentemente quando ha detto questa cosa qua, con ampollosa forza, con enfasi, è perpetua e irrevocabile, evidentemente ha detto una cosa che dovremmo avere ancora oggi. E invece è andato in malora lo Statuto Albertino, ci sono state guerre di mezzo e abbiamo avuto anche una Costituzione del 48. Guardate, non voglio soffermarmi che ognuno di questi argomenti meriterebbe trattazione,
Qualcuno ogni tanto si dimentica che la Costituzione italiana del 1948 non è mai stata sottoposta a voto popolare. Nel 1946 si è votato il 2 giugno, che festeggiano alcuni, si è votato tra Repubblica e Monarchia, ma la Costituzione non è mai stata sottoposta a voto popolare. Va bene, ma non è che non è contro l'Italia, io non voglio nessun applauso contro l'Italia, perché io amo turisticamente l'Italia, voglio che voi capiate che noi abbiamo un progetto per, non argomentazioni contro, questo è fondamentale. Quelli contro sono quelli che hanno dato, prima dicevano Roma ladrona, e poi sono andati a diventare soci, i primi soci del malaffare, di diritti quesiti, di tutte quelle cose di cui parleremo più avanti. Noi parliamo solo del nostro progetto. Allora, l'Italia è unica e unita e indivisibile, articolo 5 della Costituzione. Ma sapete chi usa queste parole qua? Lo sapete chi le usa anche queste parole? Che come già avete capito sono fuori, direbbe un bravo medico legale, del tempo dello spazio. Cioè nel senso che non sono corrette se inquadrate in una visione aperta, libera, di confronto. La storia non è una cosa immobile, non è un sasso là, è un qualcosa che vive, una cosa che cambia. Lo dice, l'ha detto la Serbia, il presidente serbo, l'attuale presidente serbo, ancora l'anno scorso lo sta dicendo, che la Serbia è unica e indivisibile, come lo dice Napolitano. Mi dispiace associarlo a soggetti che non sono per nulla lodevoli per quello che stanno facendo, in relazione all'autodichiarazione di indipendenza che ha fatto il Kosovo qualche anno fa. Ha detto no, il Kosovo vuole diventare uno Stato, ma stiamo scherzando, ha detto il presidente della Serbia. La Serbia è unica e indivisibile e quindi il Kosovo è una nostra regione, fa parte della Serbia, non pensino nemmeno di autodichiarare la loro indipendenza. La questione ovviamente la Serbia, che ha dichiarato la propria indipendenza, l'ha portata alle Nazioni Unite, che è il consesso istituzionale, ho detto? Il Kosovo l'ha portata alle Nazioni Unite. Alle Nazioni Unite hanno detto ma noi siamo un organo istituzionale mondiale, però non abbiamo competenza a giudicare di una questione del genere, e hanno incaricato la Corte Internazionale di Giustizia, che è il massimo organo giudiziario esistente al mondo, perché risponda a questo quesito: è possibile che una popolazione insediata in un certo territorio, nel caso il Kosovo, possa dichiararsi autonomamente indipendente e possa opporsi alla Serbia, che invece la vuole parte unitaria e indivisibile del suo territorio, ottenendo quindi l'indipendenza contrariamente a quello che la Serbia appunto oppone? E la Corte Internazionale di Giustizia, fatta da teste giudicanti serie provenienti da tutto il mondo, investite di questa responsabilità grave, dopo una sentenza molto elaborata, alla fine ha concluso sì, è possibile. È la prima volta al mondo. Questa sentenza è del luglio 2010. Se andate sul computer e cliccate Kosovo, indipendenza, Corte Internazionale di Giustizia, luglio 2010, vi viene fuori la sentenza. Sentenza che ovviamente è opinabile come tutte le decisioni. No, se cambia la storia, a maggior ragione si può opinare di una sentenza. Ma per chi ragiona e conosce di diritto sa che quando una questione è opinabile, è discutibile, può avere due diverse interpretazioni, è già una questione lecita, è già una questione legittima, è già una questione per la quale dobbiamo pretendere rispetto. Se io sostengo che l'unità e indivisibilità dell'Italia non è un dogma, ho detto una cosa che ho il sacrosanto diritto di difendere in qualsiasi sede, come io riconosco al signor Presidente della Repubblica Napolitano che ha il diritto, forse anche il dovere, perché è il Presidente della Repubblica, di sostenere che l'Italia è unica e indivisibile, ma non si permetta né lui né altri di dirci in modo anche così molto aggressivo, perché reagiscono allo stesso modo, che io non ho lo stesso titolo giuridico secondo il diritto internazionale di affermare il contrario, perché questo è contro anche il principio della libertà. E ci sono argomentazioni più forti ancora. Dice, ma se dici questo sei contro la Costituzione. No, che non sono contro la Costituzione, dico che la Costituzione non mi appartiene, è una cosa diversa. Guardate bene, questi sono concetti importantissimi. Dico, quella Costituzione non mi appartiene, non sono contro la Costituzione italiana, dico è un'altra cosa.
Vedete, questi sono aspetti importantissimi. Allora, se non mi appartiene, se voglio sostenere che non mi appartiene, con quali argomentazioni posso dare sostegno a questa mia tesi? Dicendo una cosa che va a rafforzare il mio concetto di libertà, dicendo che il mio è un diritto non contro la Costituzione italiana, ma è un diritto precostituzionale. È un diritto che viene prima della Costituzione, non contro la Costituzione. Dobbiamo capire queste cose qua, ed è il diritto all'autodeterminazione, è il diritto delle genti, si chiama, secondo il diritto internazionale, il diritto dei popoli. È come il diritto naturale dell'uomo, della persona. Quante volte l'ho sentito invocare in situazioni estreme il diritto naturale dell'uomo? Il diritto naturale, che sono i principi della libertà di pensiero, di azione, di organizzazione, è un diritto che viene prima del diritto positivo, della carta, del codice, delle leggi scritte, perché l'uomo viene prima delle leggi, se no abbiamo i regimi totalitari. Questi sono principi elementari di diritto costituzionale e sono fondamentali per chi propugna come noi in modo pacifico e democratico ed elettorale l'azione di indipendenza. È un diritto che viene prima, è un diritto precostituzionale, quindi noi non siamo rivoluzionari contro la Costituzione italiana, non siamo contro lo Stato, vogliamo esercitare un diritto che è il diritto delle genti, perché il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto è un diritto che non è una fantasia, non è una invenzione di qualche sciocco, c'è nella Carta delle Nazioni Unite. A volte qualcuno obietta, ma e lo sentirete anche, perché prima o poi sta cosa verrà anche alla stampa più attenta, dice: ma sai, il diritto all'autodeterminazione dei popoli è il diritto all'autodeterminazione dei popoli coloniali. Accidenti, per niente, proprio per niente, perché ogni legge, compresa quella italiana, quando fa quando vuol limitare il suo effetto, lo precisa. Avrebbe detto che il diritto all'autodeterminazione di quella Carta delle Nazioni Unite è il diritto all'autodeterminazione dei popoli colonizzati, ma non è così. In primis viene per questi, ma vale in genere per tutti i popoli. Sapete quanti popoli al mondo vi sono senza Stato, nazioni senza Stato? Tra l'Iran, l'Iraq e la Turchia c'è un popolo, il popolo curdo, che gli armeni, che è veramente diverso. Il popolo curdo è unanimemente riconosciuto da tutti gli stati del mondo come un popolo, cioè che ha un'identità storica, che avrebbe diritto a un territorio suo esclusivo, ad esercitare la sovranità su quel territorio. Non c'è nessuno che lo nega, neanche l'Italia. E allora vi chiedo, i curdi hanno uno stato? No. Ecco, per esempio, quello è un popolo colonizzato? No. È come il Veneto. Vedete, basta fare qualche piccolo passo con semplicità, perché io adesso questa non è un'assemblea, non è un convegno di Costituzione, risponda a questo quesito. È possibile che una popolazione insediata in un certo territorio, nel caso il Kosovo, possa dichiararsi autonomamente indipendente e possa opporsi alla Serbia, che invece la vuole parte unitaria e indivisibile del suo territorio, ottenendo quindi l'indipendenza, contrariamente a quello che la Serbia appunto oppone? E la Corte internazionale di giustizia, fatta da teste giudicanti serie provenienti da tutto il mondo, investite di questa responsabilità grave, dopo una sentenza molto elaborata, alla fine ha concluso: sì, è possibile. È la prima volta al mondo. Questa sentenza è del luglio 2010. Se andate sul computer e cliccate Kosovo, indipendenza, Corte internazionale di giustizia, luglio 2010, vi viene fuori la sentenza. Sentenza che ovviamente è opinabile come tutte le decisioni. No, se cambia la storia, a maggior ragione si può opinare di una sentenza. Ma per chi ragiona e conosce di diritto, sa che quando una questione è opinabile, è discutibile, può avere due diverse interpretazioni, è già una questione lecita, è già una questione legittima, è già una questione per la quale dobbiamo pretendere rispetto. Se io sostengo che l'unità e indivisibilità dell'Italia non è un dogma, ho detto una cosa che ho il sacrosanto diritto di difendere in qualsiasi sede, come io riconosco al signor Presidente della Repubblica Napolitano che ha il diritto, forse anche il dovere, perché è il Presidente della Repubblica, di sostenere che l'Italia è unica e indivisibile, ma non si permetta né lui né altri
di dirci in modo anche così molto aggressivo, perché reagisco allo stesso modo, che io non ho lo stesso titolo giuridico secondo il diritto internazionale di affermare il contrario, perché questo è contro anche il principio della libertà. E ci sono argomentazioni più forti ancora. Dice, ma se dici questo sei contro la Costituzione. No, che non sono contro la Costituzione, dico che la Costituzione non mi appartiene, è una cosa diversa. Guardate bene, questi sono concetti importantissimi. Dico, quella Costituzione non mi appartiene, non sono contro la Costituzione italiana, dico è un'altra cosa. Vedete, questi sono aspetti importantissimi. Allora, se non mi appartiene, se voglio sostenere che non mi appartiene, con quali argomentazioni posso dare sostegno a questa mia tesi? Dicendo una cosa che va a rafforzare il mio concetto di libertà, dicendo che il mio è un diritto non contro la Costituzione italiana, ma è un diritto precostituzionale. È un diritto che viene prima della Costituzione, non contro la Costituzione. Dobbiamo capirle queste cose qua, ed è il diritto all'autodeterminazione, è il diritto delle genti, si chiama, secondo il diritto internazionale, il diritto dei popoli. È come il diritto naturale dell'uomo, della persona. Quante volte l'ho sentito invocare in situazioni estreme il diritto naturale dell'uomo? Il diritto naturale, che sono i principi della libertà, di pensiero, di azione, di organizzazione, è un diritto che viene prima del diritto positivo, della carta, del codice, delle leggi scritte, perché l'uomo viene prima delle leggi, se no abbiamo i regimi totalitari. Questi sono principi elementari di diritto costituzionale e sono fondamentali per chi propugna come noi in modo pacifico e democratico ed elettorale l'azione di indipendenza. È un diritto che viene prima, è un diritto precostituzionale, quindi noi non siamo rivoluzionari contro la Costituzione italiana, non siamo contro lo Stato, vogliamo esercitare un diritto che è il diritto delle genti, perché il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto è un diritto che non è una fantasia, non è una invenzione di qualche sciocco, c'è nella Carta delle Nazioni Unite. A volte qualcuno obietta, ma e lo sentirete anche, perché prima o poi sta cosa verrà anche alla stampa più attenta, dice, ma sai, il diritto all'autodeterminazione dei popoli è il diritto all'autodeterminazione dei popoli coloniali. Accidenti, per niente, proprio per niente, perché ogni legge, compresa quella italiana, quando vuol limitare il suo effetto, lo precisa. Avrebbe detto che il diritto all'autodeterminazione di quella Carta delle Nazioni Unite è il diritto all'autodeterminazione dei popoli colonizzati, ma non è così. In primis avviene per questi, ma vale in genere per tutti i popoli. Sapete quanti popoli al mondo vi sono senza Stato, nazioni senza Stato? Tra l'Iran, l'Iraq e la Turchia c'è un popolo, il popolo curdo, che gli armeni, che veramente è diversa. Il popolo curdo è unanimemente riconosciuto da tutti gli stati del mondo come un popolo, cioè che ha un'identità storica, che avrebbe diritto a un territorio suo esclusivo, ad esercitare la sovranità su quel territorio. Non c'è nessuno che lo nega, neanche l'Italia. E allora vi chiedo, i curdi hanno uno stato? No. Ecco, per esempio, quello è un popolo colonizzato? No. È come il Veneto. Vedete, basta fare qualche piccolo passo con semplicità, perché io adesso questa non è un'assemblea, non è un convegno di Costituzione, dal 22 al 25 ottobre 1866, e poi vado a finire, se no vi addormento, vi annoio. In quelle date è stato tenuto un referendum, anzi un plebiscito, meglio, più corretto. È stato tenuto un plebiscito non così concordato o deciso dal Regno Sabaudo, che voleva incorporare il Veneto, terra preziosa e con una storia gloriosa. No, non c'erano le Nazioni Unite all'epoca, però c'era la diplomazia europea, quella che contava. C'era soprattutto, vicino al Veneto, c'era l'Austria e c'era la Francia, le quali avevano trattato del Veneto come fosse una loro colonia. Però hanno detto, attenzione, noi l'abbiamo trattata fino ad oggi così, non puoi mica tu, Regno Sabaudo, incorporarti il Veneto se non gli chiedi a questa gente, a questo popolo, non questa gente,
se vogliono aderire, e gli hanno fatto il quesito, gli hanno detto: volete voi, popolo della Venezia, aderire al Regno Sabaudo? La domanda in sé, che poi, come dico, il referendum sia stata una burla, come diceva Montanelli, è stata una cosa ridicola, potevi votare solo sì, se votavi no eri segnato lì, 69 voti contrari, voi capite, cioè, è stata una burla, una cosa che poi ne vediamo anche di recenti burle, ma è stata una cosa molto, molto grave. Ma a me non interessa il risultato, ripeto, di questo referendum burla. A me interessa, ed ho finito, segnalarvi questo punto di diritto che è fondamentale, perché è il diritto della storia, è il diritto che non può cancellare, che hanno dovuto chiedere. E si chiede a chi? Si chiede a un soggetto che ha identità propria, che ha un riconoscimento internazionale come popolo, se no non avresti chiesto, bastava un decreto, bastava un provvedimento. I territori della Venezia fanno parte del Regno Sabaudo, punto. La Francia e l'Austria approvavano ed era finita. Oppure questi rompevano un po' le scatole, mandavano un po' di milizie, un intervento mano militari ed era fatta la stessa cosa. No, gli ha detto: voi dovete chiederli. Cioè gli hanno riconosciuto quella identità che non poteva essere soppressa perché era della storia. Questo è il punto. E se allora per entrare in Italia 145 anni fa è stato chiesto al popolo veneto: vuoi entrare? Oggi chiedo io, non è legittimo, visto che si è anche riconosciuto nella Carta delle Nazioni Unite, non più convenuto tra due stati della diplomazia, ma è scritto nella Carta delle Nazioni Unite, invocare a rovescio lo stesso diritto? Non voglio più stare assieme come due che si separano. L'ho scritto perfino, tutti voi lo conoscete perché non abbiamo idee in comune, Sergio Romano, che è un ambasciatore, l'ha scritto un mese fa dicendo che non è una cosa